Come mi sento in questi giorni? Ci ho pensato e ho fatto un elenco di 7 aggettivi di come mi sento, 7 aggettivi che vi racconto in ordine alfabetico. Allora, mi sento addolorata, per tanta sofferenza che colpisce tutti i paesi in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Sono angustiata per tutte quelle donne che, chiuse in casa, hanno sicuramente la parte più difficile della loro vita. Fino a un mese e mezzo fa c'era un femminicidio al giorno, oggi immagino cosa stia accadendo dentro alcune case, anzi purtroppo dentro molte case. Sono indignata per i farabutti che speculano tutti i giorni su questa situazione drammatica. Sono preoccupata per tutte le categorie deboli, tutte le persone deboli, gli anziani che sì devono stare in casa, ma stare in casa non li aiuta, alle persone diversamente abili, alle famiglie che hanno queste persone in casa e che avranno sicuramente un periodo molto difficile, sarà molto difficile anche dopo. Sono sconcertata da chi non rispetta le regole, non rispetta i decreti, da chi continua a mandare messaggi di uscire, di ribellarsi, da chi non capisce l'emergenza. Sono spaventata dall'enormità di dolore, di sofferenza, di difficoltà che questo virus porta con sé per i morti, per i malati, per i parenti e per tutto quello che accade di brutto. Però vorrei chiudere dicendo che sono anche molto speranzosa, che tutto finirà presto e che spero molti imparino qualcosa. I farabutti c'erano prima, ci sono ora, ci saranno anche dopo, ma forse è l'occasione per molti per riflettere su alcune cose e passare un tempo in cui si fa un po' il bilancio di tutto e dopo probabilmente, spero, perché sono speranzosa, andrà tutto meglio. Grazie.